Per loro chiusi in casa, sì, anche se hanno i giochi in casa, però all'aperto è tutta un'altra cosa e si sfogano meglio. Finalmente aperti, parchi, accessibili le giostrine, ma il primo approccio di genitori e nonni a questa normalità faticosamente riconquistata è stato timido. Non c'è stato, infatti, tra ieri e oggi nessun assalto al verde, nessuna coda alle altalene, anzi. Eppure era uno dei passaggi più attesi dell'ordinanza del presidente Zaia in Veneto. Serve sì, se no non sa cosa fare. Si diverte anche il nostro. Stare con mio nipote è sempre un piacere. Nonni che hanno dovuto attendere più di 2 mesi per vedere i nipoti in sicurezza e bambini che, se finalmente hanno ritrovato gli abbracci, continuano, soprattutto i più piccoli, a far fatica a comprendere il significato di quella mascherina che copre il volto dei loro amati nonni. No, non si toglie la mascherina, amore, non si può. È un modo nuovo di rivivere la socialità, a parte che con sua cugina, ma di uscire di casa e di riscoprire piano piano comunque una normalità. Anche perché hanno aperto i locali, era un paradosso tenere chiuso poi i giochi per i bambini. E proprio domani tutti i sindaci dell'ULSS 2 si ritroveranno in conferenza per fare il punto sull'apertura dei centri estivi, perché le domande delle famiglie ad oggi non hanno ancora avuto risposta. Nonostante sia stata fissata la data del 1° giugno per la loro riapertura, saranno pochissimi nidi e materne in grado di garantire il servizio. Ad oggi, 26 maggio, la maggior parte delle strutture non ha inviato alcuna comunicazione alle famiglie. Non sono stati molto considerati, secondo me, soprattutto fascia 0-6. Siamo diventati anche noi, anche se piccoli, un po' i loro maestri, quindi inventandoci attività didattiche con quello che potevamo.